Nella splendida cornice del chiostro del Museo Civico della Media Valle del Liri è andato in scena, venerdì 28 giugno, un appuntamento del tutto speciale che ha visto la magnifica esibizione dell'attrice Amanda Sandrelli, voce narrante, accompagnata dal maestro Cesare Chiacchieretta al bandoneon e dal maestro Giampaolo Bandini alla chitarra nello spettacolo Alfonsina y el mar. Mi chiamarono Alfonsina, che significa disposta a tutto. Nel 1912 avevo 20 anni, aspettavo un figlio, sola. Alcuni mesi prima avevo lasciato il mio posto di maestra a Santa Fe. La città che scelsi come meta era Buenos Aires. Uno spettacolo di tango, in realtà l'idea era quella di far godere i testi dei tanghi, che sono bellissimi, spesso sono scritti da grandi poeti come Borges, e è bellissima la musicalità spagnola, però non si capisce sempre le parole, il testo, e quindi l'idea è nata così. Loro, Cesare Chiacchieretta e Giampaolo Bandini, sono un duo straordinario che gira il mondo suonando tanghi e altro, ma insomma i tanghi sono una delle loro specialità. E sono tanti anni che lo portiamo in giro, poche date l'estate, quando io sono un po' più libera dalla tournée, e siamo molto contenti di essere qua a Sora. L'evento, inserito nella programmazione del Grand Tour lungo il cammino di San Benedetto, è stato un omaggio di benvenuto alla delegazione canadese della città di Vaughan, in visita a Sora fino al prossimo 7 luglio. Sì, davvero una bella serata per due motivi. Sicuramente il momento culturale è di grande rilievo, perché la presenza dell'attrice cinematografica e di teatro Amanda Sandrelli è un motivo di grande soddisfazione averla qui nella città di Sora, ma soprattutto è un concerto, un'esibizione, una manifestazione per dare il benvenuto a Mario Ferri, vice sindaco della città di Vaughan, con la quale abbiamo un rapporto che va ben oltre il gemellaggio, perché sono due comunità che da sempre collaborano, da sempre hanno al centro del loro interesse una partnership che adesso abbiamo intenzione di rinnovare, rendendo più concrete e più solide quelle che sono le ricadute positive per entrambi i comuni, per entrambi i territori. Io sono rimasto molto contento con la proposta che il sindaco ci ha dato, e speriamo di continuare di lavorare insieme, perché è un sogno, è un'iniziativa bellissima, non solo sociale ma culturale e economica, anche così. E se lavoriamo insieme possiamo mettere in modo questa bellissima relazione tra Vaughan, il Canada, e Sora, e speriamo che questo viene fatto al più presto, perché le idee sono magnifiche. All'evento, organizzato dall'assessore alle politiche culturali del comune di Sora, Sandro Gemmiti, hanno partecipato, oltre agli amministratori cittadini, anche il presidente della provincia di Frosinone Antonio Pompeo, il consigliere regionale Loreto Marcelli e numerosi cittadini.